90 di Piave, ottava edizione della Giornata Rosa, il più importante appuntamento ciclistico nella provincia di Venezia, organizzata dal Velo Club Terga Savis in collaborazione con l'amministrazione comunale di Noventa. 3 le gare previste, circa 300 atlete, una gara, quella principale delle donne open, dedicata alla memoria di Chiara Pierobon e si è aperta infatti con un momento molto emozionante con la canzone blu dedicata proprio al ricordo di Chiara Pierobon. Poi la partenza di questa prova e tra poco andremo a sapere chi ha vinto questa gara. La nuova regina della Giornata Rosa di Noventa è Giorgia Bariani, veronese, che si è aggiudicata la gara delle donne open. Tra le junior, prima la campionessa europea su pista Elisa Tottolo nella gara delle allieve sprint vincente di Chantal Pegolo. Tra le esordienti vincono Giorgia Nervo ed Emma Lanaro. Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento. Il presidente del Velo Club Terga Savis, Luciano Zecchinel, ha voluto ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato per ore sotto il sole, il comune e la polizia locale per il supporto. Per Noventa questo sta diventando ormai un appuntamento fisso, un bel momento di sport, un bel momento anche per i giovani. Confermo il ciclismo, è molto sentito nel nostro territorio, molto vissuto, molto praticato, soprattutto nella zona golenale ma anche lungo i nostri percorsi stradali, e quindi questo evento, l'evento dell'8ª edizione della Corrin Rosa, è un'edizione che comunque è molto attesa dalla cittadinanza e attesa da tutto il territorio.